Si sono presentati nelle chiese e nelle canoniche di mezzo nord-est, raccontando la loro storia a tutti i parroci che hanno incontrato lungo la strada, fino a quando qualcuno, mosso dalla carità cristiana, non si è lasciato convincere e da quel punto lo hanno tartassato di richieste, prima qualche centinaio di euro, poi qualche migliaio, arrivando in qualche caso anche a farsi consegnare in una sola volta fino a 5.000 euro. I protagonisti sono tre tunisini da tempo residenti in Italia, un ventenne, un ventiduenne e un ventunenne, residenti tra Segusino, Asolo e Alano di Piave in provincia di Belluno. I tre amici hanno bussato alle porte prima di un frate dell'Alta Padovana, poi hanno trovato disposti ad aiutarli due religiosi trentini ed uno bellunese ed infine hanno fatto cadere nella loro rete anche un parroco cinquantenne della Castellana. È stato lui ad accorgersi, a raccontare di quegli incontri al luogotenente Antonio Currò, comandante della stazione di Castelfranco. Tra le difficoltà che i carabinieri hanno dovuto superare nella complessa indagine, anche le ritrosie dei prelati a denunciare. Per questa ragione le forze dell'ordine sospettano che il giro dei tre amici potesse essere ben più vasto. Sicuramente l'invito che noi facciamo ai parroci è di non abboccare a queste storie che vengono raccontate anche con grande perizia e risultando molto credibili. All'inizio delle indagini il contesto che si andava defilando ha lasciato stupiti gli stessi investigatori, arrivati addirittura ad ipotizzare che a spingere i parroci a consegnare il denaro ci potessero essere vere e proprie estorsioni. Poi le indagini hanno invece permesso di escludere queste ipotesi, stabilendo che i religiosi avevano agito solo con spirito caritatevole, arrivando in alcuni casi a chiedere addirittura autorizzazione ai consigli pastorali prima di consegnare le migliaia di euro in contanti. Circostanze che lasciano credere ai carabinieri che altri possono essere i casi simili. È verosimile perché queste persone hanno cercato in più occasioni di perpetrare le loro truffe. Tra quelli che andranno verificati ce ne sono due in particolare, in provincia di Vicenza. Anche qui i tre avrebbero raccontato le stesse storie e chiesto un aiuto per far fronte alle loro difficoltà.